24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Imprese, lavoro, giovani e alluvione, tanta carne al fuoco per il presidente del Veneto Luca Zaia nel consueto dopo giunta del martedì. In primo piano anche l'incontro avvenuto in mattinata tra la giunta e le categorie produttive, economiche e sociali per la stesura di un patto per lo sviluppo del Veneto. Direi risultati eccezionali, c'è stata condivisione del metodo e dell'obiettivo. Il pensiero che tutti hanno sono l'occupazione, abbiamo perso 100.000 posti di lavoro e ovviamente le famiglie, quindi mantenere il reddito in capo alle famiglie. Questo significa che per noi si tradurrà in un impegno scritto nero su bianco dove ci sia scritto chi fa cosa. Questo vuol dire lavorare con serietà. Sul fronte occupazione invece apertura ai nuovi modelli e l'assoluta disponibilità a fare del Veneto un laboratorio per la cosiddetta flex security. Ne abbiamo parlato e siamo assolutamente disponibili a testare tutto quello che va nella direzione di creare nuova occupazione e dare una risposta ai giovani. Noi abbiamo due obiettivi: aumentare i posti di lavoro e abbassare la precarietà. Infine l'alluvione, con il via libera alla stesura di un piano per individuare punti critici e modalità operative in attesa del completamento delle opere di salvaguardia idrogeologica. Da oggi fino al 9 febbraio prossimo la caccia in Veneto sarà esercitata secondo le regole del piano faunistico venatorio quinquennale in vigore dal 2007, nelle more della definitiva approvazione da parte del Consiglio regionale del disegno di legge che ne proroga la scadenza dal 31 gennaio 2012 al 31 gennaio 2013. Lo prevede una delibera approvata ieri dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore Daniele Stival. Il provvedimento di proroga di un anno, ha ricordato Stival, ha già avuto il via libera della commissione consigliare e manca l'approvazione dell'Aula, dove peraltro era già approdato. Era però necessario che la chiusura della stagione 2011-2012 potesse svolgersi nella continuità di applicazione dei vigenti vincoli. Sabato una rapina violenta nei pressi della centrale Piazza Remitani in una gioielleria a Padova. Ieri nel pomeriggio un'aggressione a due donne che passeggiavano nella zona del cavalcavia di via Dalmazia. Due episodi che hanno segnato il weekend e turbato i padovani. L'aggressore delle due donne è stato subito individuato dai carabinieri e arrestato. Per i rapinatori della gioielleria le ore sarebbero invece ormai contate. Le loro identità sono nelle mani della polizia. Le ricerche sono estese in varie zone d'Italia. Si batte l'Alta Brianza e alcune aree delle Marche. Nel frattempo a Padova il lavoro delle forze dell'ordine viene intensificato. Il comune è pronto a investire subito nella sicurezza €500.000. Padova, come tutte le città di medie e grandi dimensioni, soffre anche di questi problemi. Fortunatamente episodi drammatici non ce ne sono stati. Mi riferisco per esempio all'episodio che è capitato a Treviso con lo stupro della giovane studentessa. Questo non vuol dire che non possa capitare anche nel nostro territorio. L'obiettivo che ci poniamo noi è quello di avere un controllo del territorio efficace. Secondo uno studio del gruppo Tecnocasa, nei primi 6 mesi del 2011 le quotazioni delle abitazioni di Padova hanno segnalato un ribasso dell'1,1%. Nella zona di Forcellini si è riscontrato un lieve aumento dei valori in quanto i prezzi delle case nel centro del quartiere sono leggermente più bassi rispetto a quelli della limitrofa zona di San Camillo. Questo ha attirato la domanda di coloro che hanno a disposizione un budget di investimento più limitato, soprattutto le giovani coppie. Nei quartieri di Forcellini, San Camillo e San Paolo si è registrata una buona domanda da parte di investitori, in quanto vicino ci sono facoltà universitarie, ospedale civile, ospedale Sant'Antonio e il centro storico. In genere si investono capitali di 100-150 mila euro. I
carabinieri della stazione di Arzignano lo scorso 25 gennaio hanno tratto in arresto uno slavo 43enne in Italia clandestinamente e senza fissa dimora. Dopo una serie di controlli da parte dei militari, che avevano notato la presenza sospetta dell'uomo da ormai alcuni giorni, i carabinieri hanno provveduto ad identificarlo e a notificargli un'ordinanza di reclusione per espiare complessivamente la pena di 1 anno e 3 mesi. Lo slavo, resosi responsabile di una serie di furti nella provincia veronese, già nel 2010 era stato arrestato da una pattuglia della Polizia Stradale di Verona per furto aggravato e a seguito del processo era stato condannato con sanzione sostitutiva dell'espulsione dal territorio dello Stato italiano. Giovani e occupazione, pronte 152.000 assunzioni. Secondo Union Camera nel 2012 prospettive positive per tutti gli under 30. 107.000 le imprese che offriranno nuovi posti di lavoro. Tutti i particolari su industria e finanza. 24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo, connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.